del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo 1, 2, 3. Ecco. Sì, oggi si riapre finalmente la piscina comunale, ha detto bene, è un traguardo, perché una struttura del genere era un peccato tenerla chiusa, però purtroppo ci sono state tantissime difficoltà, prima la pandemia, poi le lungaggini burocratiche, poi gli impianti da ripristinare e quindi finalmente oggi siamo qui a riaprire e non inaugurare, ma a riaprire la nostra piscina comunale. Tra l'altro lei è un medico e sa l'importanza che riveste il nuoto anche per alcune patologie. Sì, sicuramente io sono un medico, sono anche un ortopedico, quindi chi meglio di me può capire l'importanza del nuoto. Il nuoto è uno sport completo, si usa tantissimo per delle patologie proprio osteoarticolari e muscolari sia dei giovani che degli adulti, ma peraltro voglio dire che è un momento di svago e anche un momento di aggregazione. È importante che i nostri giovani possano avere anche una struttura dove poter praticare dello sport e penso che il nuoto sia uno dei più completi. Bisogna anche lavorare anche su altre strutture che ancora sono rimaste chiuse. Sì, sicuramente sì, però purtroppo, vista anche la carenza di fondi pubblici, spesso bisogna fidarsi e affidarsi di privati, così come sta succedendo qui con la piscina, che il vecchio gestore ha ripreso su tutto quello che c'era da fare, efficienza energetica. Ci sono stati peraltro dei passaggi lunghi per quanto riguarda sia la sdemanializzazione della struttura, l'accatastamento, quindi, e poi anche il ripristino degli impianti, che non è cosa da poco. Quindi ringrazio anche il Calogero Sodano che si è impegnato affinché tutto questo oggi possa essere qui. Sì, finalmente riapre la piscina Villa Seta dopo 4 anni, diciamo, di chiusura, e ce ne scusiamo con la comunità agrigentina tutta. E speriamo che questo oggi sia un giorno non solo celebrativo, ma che apra le porte, diciamo, allo sport e tutte quelle attività collegate alla piscina, e che ne possano godere tutti. La riapertura è stata molto impegnativa. Dobbiamo ringraziare prima di tutto il gestore, la famiglia Sodano, i suoi assistenti, l'amministrazione e tutto il consiglio comunale. Con l'impegno di tutti siamo riusciti finalmente a riaprire questa piscina.